Ottava e conclusiva, confronto per femmine di 3 anni, non vincitrici di 5.000 euro in carriera, 1 France Mail, 2 Florida Wise L, 3 Flora, 4 Faye Wise S, 5 Futurama, 6 Forever Cash LP, 7 Fenestrel Font che perde qualche metro in partenza, 8 Forza e Onore GPD, autostart che accelera, si prepara al lancio. Si va con galoppo da parte della favorita Forever Cash LP, sbaglia anche Flora, al comando si porta Futurama che scende al comando. Numero 3 Flora squalificato. Terza posizione per Florida Wise L, la quarta per Faye Wise S che precede Fenestrel Font e alla retroguardia Forza Onore GPD. 14,9 per i primi 200 metri di corsa, all'avanguardia Futurama che è scattata forte dal 5, ha preso la testa, figlia di International Money, porta a casa i primi 400 metri d'avanguardia in 31. Futurama in vantaggio, France Mail nella sua scia, terza posizione per Florida Wise L che si scosta dai birilli e inizia la sua risalita. Nel frattempo la leader Futurama ha fatto un paletto addirittura in 17,5, 48,5 per i primi 600. Davanti alle tribune in vantaggio Futurama, di fuori France Mail, in corda France Mail, di fuori Florida Wise che si porta in scia Faye Wise S, la retroguardia rimane Forza Onore GPD. Si viaggia sul piede dell'1,20,5 con Futurama che porta a spasso la compagnia, France Mail nella sua scia e Florida Wise che per il momento non mette pressione. E così il chilometro se ne va in 1,23 a tutto vantaggio di Futurama che continua a fare i propri comodi all'avanguardia. Ora provano ad accelerare quelli all'esterno, Futurama deve riallungare, la retta opposta alle tribune con un paletto in 14,6, Futurama in vantaggio, France Mail in seconda posizione, all'esterno sempre Florida Wise L, scatta in terza corsia Faye Wise S, poi Fenestrel Fonte, quindi Forza Onore GPD all'ingresso dell'addirittura arrivo, un paletto in 15,3 per Futurama che scappa e prova a fuggire da Florida Wise e da Faye Wise AS nel finale, Faye Wise che prova a ingrambarsi ma Futurama ha portato a spasso la compagnia e vince facile, Faye Wise S è seconda, al terzo finisce Florida Wise L, 29,8 ad arrivare, 1,18,1 ragguaglio cronometrico. Perfetta interpretazione di Francesco Virzì, in salchi all'allieva di Fabrizio Mallozzi, i colori degli allevamenti folli. La figlia di International Money e Universal B porta a casa la prima vittoria in carriera al sesto tentativo, va al comando e li porta tutti a spasso per oltre 1 chilometro, allunga nel finale, vince facile Futurama, Francesco Virzì, Fabrizio Mallozzi, colori degli allevamenti folli in chiusura dall'ottava del Savio di Cesena.